Nel suo viaggio verso Sarzola, qui a titolo dimostrativo e per pubblicizzare l'iniziativa, si è voluto passare all'interno del paese, lungo la via principale e in piazza Montana. Nella realtà i carri carichi di grano diretti a Sarzola non percorrevano quasi mai le vie del paese, ma venendo dalla campagna si dirigevano direttamente verso i prati comunali, dove per tradizione il comune metteva a disposizione gli spazi necessari. Giunti all'Aia, il carico veniva liberato dalle robuste funi e sul manigone scaricati e messi al centro dell'Aia, dove subito dopo venivano slegati con colpi di roncola e ben distesi sul terreno. Era importante che tutte le legature, anche quelle desalmanadas, venissero eliminate per facilitare poi il lavoro successivo. A sa campagna vanno deciso, a sa campagna vanno deciso, che sul sorriso de contentesa, che sul sorriso de contentesa, a sa campagna vanno deciso, che sul sorriso de contentesa, caiga mesa de mirare, caiga mesa de mirare, caiga cantare soddisfazione, caiga cantare soddisfazione, sa passione pro sapianta, sa passione pro sapianta, sa passione pro sapianta, sa passione pro sapianta, tutte spanta se spintione. Non appena terminata l'operazione di scarico, il carro vuoto veniva allontanato e i buoi staccati per essere subito agganciati a Saavedra Balone e iniziare così un nuovo lavoro lungo e monotono, ma i buoi, per fortuna, pazienza ne avevano. Essi continuavano imperturbabili a girare per ore fino alla separazione completa dei surrestugu, la pula, dai chicchi di grano. Qui abbiamo una rievocazione in miniatura. Sarzola è piccola e sola. A quei tempi la quantità di grano da trebbiare per ogni singola arzola era molto maggiore. Si arrivava ad usare per la stessa arzola 10-15 paia di buoi che giravano uno dietro l'altro con Saavedra Balone a trazzo. C'era sempre una grande animazione perché agli uomini impegnati nel lavoro si aggiungevano spesso i bambini, eccitati e felici di salire sulla Pedrabalone con Sostirinagos in mano, quasi fossero loro a guidare i buoi, che invece sapevano già per conto loro che cosa fare. Terminato il compito dei buoi, quando la pula era ben separata dai chicchi, si iniziava a bentulare, prima con sudriuzzu, grosso tridente in legno, per sgrossare il lavoro e poi con una pala in legno fino ad ottenere una separazione completa dei chicchi dalla paglia. Per bentulare era indispensabile il vento. Quando c'era bisognava sfruttarlo al massimo perché sigando besuventuno bentulas di stare in Sarzola tinisbulas. Il vento però creava anche dei problemi. Le aie nei prati comunali si formavano a decine, una vicina all'altra, e durante la ventilazione la pula di una poteva finire nell'aia vicina, creando inconvenienti e anche fastidiosi litigi. Per ovviare a ciò era stato approvato un regolamento comunale che stabiliva le precedenze per cui doveva essere ventilata prima Sarzola che secondo la direzione del vento poteva ricevere la paglia dell'altro. Nelle grandi aie, dove i ventilatori erano a decine, bisognava schierarsi ordinatamente a favore di vento, facendo in modo da non intralciarsi a vicenda e di non intralciare la paglia nel suo volo verso l'esterno.
Se poi il vento cambiava direzione era un bel guaio, bisognava interrompere subito il lavoro ed aspettare pazientemente il ritorno del vento favorevole. In questa zola non compaiono le donne e anche allora il loro contributo era limitato, ma se la trebbiatura a oli ustari non era ancora finita, arrivavano loro con un pasto caldo, macarrones, patate lesse, pane appena sfornato, salsicce e così via. Quando la separazione tra Pula e Chicchi era pienamente avvenuta, si osservava con soddisfazione l'ampia distesa dei chicchi, valutandone la quantità, le caratteristiche di maturazione e la presenza di impurità. Quando ballava su ento ballava su garrote non aghi. Quando ballava sani e ballava su garrote non aghi. E intanto si procedeva ad ammucchiarli e a sistemarli nei sacchi con su moggio, con sa misura o con sa scorbes. Poi i sacchi venivano caricati sul carro e portati quasi in trionfo a casa. Era un momento di soddisfazione perché il grano era finalmente al sicuro, garanzia di disponibilità alimentare per tutto l'anno, ma disponibilità anche di altri servizi e prodotti che si potevano ottenere scambiandoli appunto con San Misure Sodrigo. A questo punto il grano, man mano che serviva, doveva essere macinato e il sistema tradizionale presente nelle case contadine era sammola, un sistema collaudato da secoli e millenni di utilizzo, basato sullo sfregamento di due pietre sovrapposte che dovevano frantumare i chicchi per ricavarne la farina. A girare sammola era preposto subegus de mola, sumolente. Si trattava di un lavoro domestico di cui in genere si occupavano le donne di casa, che dovevano preoccuparsi di preparare la farina per l'infornata settimanale. Il grano in primo luogo andava ripulito dalle impurità, faghe d'inchilino e prugare, poi lavato e messo ad asciugare. A questo punto era pronto per la molitura e Somolente, con santa pazienza, iniziava a girare mentre qualcuno si premurava ogni tanto di rifornire di grano su moggiolo usando su grubbone. Ogni tanto bisognava anche sollecitare l'asino perché non rallentasse il ritmo e la padrona di casa, sempre oberata di lavoro, per non perdere tempo, se poteva coinvolgeva i presenti. «Vai, figlio mio, a trovare Saino», rivolgendosi al figlio o ad altri bambini che giravano per la casa. La farina si depositava gradatamente in sulacco de sammola. Quando si arrivava alla quantità di farina necessaria, posa gotta de saghida, si interrompeva il lavoro dell'asino, si apriva sa ucca de sulacco e la farina veniva fatta scendere in sa scolbes con l'aiuto de sudina farina.